settimana a tutti voi. Stiamo per iniziare la penultima settimana di scuola. Forza, ce la possiamo fare, il traguardo ormai è vicino. Ieri, con la domenica di Pentecoste, abbiamo concluso il tempo pasquale e siamo ritornati nel tempo ordinario, il tempo della quotidianità, il tempo della nostra vita normale. Abbiamo vissuto la gioia della Pasqua che si è protratta per 50 giorni e mi domando che cosa ci siamo portati via dalla celebrazione del mistero principale della nostra fede, la risurrezione di Gesù. Mi chiedo se davvero sentiamo affidato a noi il compito di essere suoi testimoni, grazie alla forza dello Spirito che nella Pentecoste è sceso potente su ciascuno di noi, su tutta la Chiesa. Ieri, 23 maggio, è stata anche la giornata di commemorazione delle vittime della mafia. In modo particolare si è ricordato l'anniversario della strage di Capaci, durante la quale hanno perso la vita il giudice Falcone, sua moglie, gli agenti della scorta. Ho messo insieme questi due momenti, il momento della Pentecoste e il momento della testimonianza di quest'uomo straordinario che è stato Giovanni Falcone. E mi piacerebbe proprio, cari ragazzi, che in questi giorni provassimo anche noi a domandarci se davvero nella vita siamo coerenti, se sappiamo essere fedeli ai valori che ci sono stati insegnati, in particolare i valori della giustizia, della lealtà, della sincerità, della coerenza. Possono sembrare domande retoriche, ma in realtà fanno parte dell'ossatura, della struttura della nostra esistenza. Soltanto se riusciamo a mettere insieme ciò che viviamo con ciò che pensiamo e ciò che crediamo, allora la nostra vita sarà piena, come ho detto tante volte durante questo tempo di Pasqua. È stato un po' il motivo che ha accompagnato le preghiere del lunedì. Una vita piena è una vita coerente, nella quale ogni giorno, anche nella ordinarietà, riusciamo a rispondere alla domanda se davvero sappiamo metterci sale, sappiamo mettere luce in quello che facciamo, per dare gusto e dare luminosità. Che queste ultime settimane di scuola, questi ultimi giorni di scuola, nei quali traiamo la somma del lavoro, dell'impegno che abbiamo profuso durante quest'anno, possano essere occasione anche di verificare la nostra coerenza. Buona settimana a tutti e buon lavoro. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.